Come sempre arriviamo all'indomani nella partita del Catania dopo un turno che era di recupero per la squadra di Tabiani, un turno di recupero che ha portato questi 3 punti che si aspettavano davvero come manna dal cielo, perché in qualche modo sono serviti per tirarsi fuori da una zona di classifica davvero complicata. Parleremo della partita di ieri con il Brindisi, ma parleremo anche di quello che aspetta il Catania a Potenza, e lo faremo come sempre in questo studio con Angelo Patanè. Buonasera, buonasera Angelo, buonasera a te, Alessandro. Nostri compagni di viaggio. Vaglia Sindi. Ben trovati. E poi c'è Carlo Breve. Buonasera Angelo, buonasera a tutti. Per ultima, ma non per ordine di importanza, ma perché tiene poi diciamo, le fila di quello che è il rapporto importante, fondamentale, decisivo con tutti voi che siete a casa. C'è la nostra Naomi. Buonasera, le fila tenute Naomi, giusto? Tramite il numero WhatsApp, che è sempre quello che vedrete o a destra o a sinistra, non mi ricordo, comunque comparirà e così potremo commentare insieme. Allora, stasera iniziamo con le immagini della partita. Che c'è? Con la O, ecco la O, Naomi, non è con la O con la O, è con la O. Con la Siamo criptici, siamo criptici stasera. Allora, direi di cominciare con le immagini della partita, così ci rinfreschiamo le idee rispetto a quello che è stata ieri la gara. Vi dico che più avanti nel corso della trasmissione vediamo ci solo il collegheremo. secondo tempo. Non lo so cosa hanno montato, quindi non te lo so dire. Poco, perché ho visto gli eventi. Okay. Più avanti ci ritroveremo con Michele Rocca, che è collegato dalla sede del ritiro del Catania, dove sta preparando la sfida di domenica con il Potenza, ma intanto nel montaggio di Matteo Galvagna sentiamo e rivediamo, perché sentiamo anche la musica, attenzione alla musica che mettiamo, che è stata messa, questa partita, questo recupero con il Giallo, ma in realtà era un inno alle anfetamine, cioè è vero, era all'epoca, era una canzone, non è che ci hanno narcotizzati tutti questo Catania, assolutamente no, però voglio dire che era un omaggio ai Beatles, che oggi
sono tornati con un singolo inedito, con un lavoro scritto da John Lennon e recuperato grazie poi anche all'intelligenza artificiale, rimissato eccetera eccetera, e quindi Now and Then, il nuovo singolo dei Beatles che avremo la possibilità di apprezzare chiaramente. Allora, nulla a che vedere con una partita narcotizzata o di tempi narcotizzati, no, perché non abbiamo neanche iniziato. No. Un attimo, fammi sentire. Mi sembrava una battuta. No, mi sembrava mi sembrava un modo per. Di sentire la tua disamina, l'analisi di Alessandro, l'approfondimento tecnico e tattico di Carlo, vorrei andare da Naomi perché so che ci sono già tanti messaggi e quindi il pubblico che cosa ha avvertito ieri, quali sono le vibrazioni che sono venute fuori? Allora, io partirei con questo messaggio perché la gente teme che Patanè possa aver cambiato idea dopo la vittoria di ieri. Angelo Patanè, spero che almeno tu non parlerai di bel gioco nonostante la vittoria. Un saluto Fernando Gioieni. Fernando, questo rischio non c'è. Nome e cognome. Tra l'altro nome e cognome esatto. Musicale. A proposito di musica. No, Fernando, non ho cambiato idea. Difatti ho parlato di Yellow Submarine. No, e quindi non è un caso. Vabbè, andiamo di nuovo da Naomi. Buonasera, domenica, puntini puntini, Dal Viviani con furore. Mister, ragazzi, fateci sognare. Sempre Forza Catania, Marcello da Mascalucia. Buonasera a tutti, ci prendiamo i 3 punti, ma i grossi problemi ancora rimangono. Benino il secondo tempo con l'ingresso di Bocic e Zanellato. Saluti, Gianfranco. Buonasera, finalmente un po' di tranquillità. Il Catania ha vinto, Franco Borzì. Dai Catania, vinciamo più partite possibili e poi a gennaio rinforziamo la squadra. Questa è la vittoria della società, dice Enrico. Che ne pensate? È la vittoria della società? Allora, chi parla per prima? Alessandro. Alessandro si candida. Beh, questa è la vittoria. Sospiro lungo prima di cominciare. Questa è la vittoria della ripartenza più che la vittoria della società. Nel senso che era una sorta di ultima chiamata generale. Non credo che un risultato negativo di Brindisi avrebbe salvato la crisi tecnica in cui il Catania era andato a infilarsi da alcune partite. Quindi è stata una ripartenza da cui trarre alcune cose positive che sono in numero inferiore rispetto a quelle negative nel complesso della partita, perché comunque nel livello e nel valore delle due squadre il Catania avrebbe dovuto avere ragione del Brindisi in condizioni normali molto prima del 70° minuto in cui ha sbloccato il risultato e poi lo ha chiuso subito dopo. Possiamo chiuderla qua la trasmissione, nel senso che sentenza, questa è una... No, vabbè, è la mia opinione. Le sentenze è la mia opinione, così. Assolutamente. Una massima di sentenza. No, ci mancherebbe. In che cosa è mancato il Catania per avere ragione del Brindisi prima del 70°? E questo è un tema che va oltre la partita di ieri, è un tema più ampio, che passa inevitabilmente da 2 aspetti. Il primo è il ruolo del playmaker. Questa è una squadra che da Lodi in poi, scusate il paragone, non ha oggi un vero playmaker, un vero regista in grado di dare tempi consoni allo sviluppo della manovra che vuole Tabbiani. E su questo come si può trovare la soluzione? Beh, Quaini potrebbe essere, ma non è quel giocatore più incontrista. Forse non ce l'ha in casa. Bravo, ci arrivo. Ladinetti, no, non ci siamo preparati. Ladinetti, con tutte le evidenze del caso, purtroppo ad oggi è una scommessa persa. Zanellato, che ieri è stato citato da Tabbiani a fine partita, ritengo che possa diventare questo tipo di giocatore per caratteristiche, per fisico, per personalità. Mi sembra giocatore veramente in grado di poter dare questo contributo. L'altro tema, e poi passo la parola, è il recupero della brillantezza di 2 giocatori che stanno giocando e di un terzo che al momento è fuori, che sono Chirico, Zammarini e Deli, nel senso che il miglioramento della qualità offensiva del Catania non può prescindere dal rendimento di questi 3 giocatori, che sono quelli in grado di alzare il livello negli ultimi 20 metri. E per vari motivi, Chirico e Zammarini sono in una fase di flessione, Deli è fuori, il Catania non ha avuto queste soluzioni. E allora, da questi 2 temi, secondo me, nella prospettiva delle prossime 3-4 partite, possiamo anche immaginare che i 70 minuti di Brindisi diventino 30, nel senso che il Catania al 30° del primo tempo già ha regolato la pratica.
Sentiamo adesso Sì, Carlo. facciamolo sentire, sì, mi piace. Così poi Patanè... Diciamo no. che il nocciolo del play hai centrato sicuramente il nocciolo della questione, perché il Catania ha avuto parecchie difficoltà in questo ruolo. Ha iniziato con Rizzo, che doveva essere un'alternativa alla Dinetti, e ha iniziato proprio con la personalità di Rizzo, perché già dall'inizio ci si aspettava tutti la Dinetti, che doveva essere il regista del Catania, quello che doveva avere le chiavi per guidare questa macchina, ma già dall'inizio è stato un attimino messo da parte per Rizzo, che ha fatto due buone partite, le prime due, poi ha avuto un infortunio, un risentimento, Infiammazione al ginocchio, e non ha giocato di nuovo la Dinetti, ma ha provato Tabbiani Quaini in quel ruolo, che ci ha ben impressionato per la sua struttura fisica, per la sua sostanza soprattutto. È chiaro che è un giocatore più difensivo, non è un maestro di orchestra, assolutamente. Non è un maestro di orchestra, no, è un giocatore difensivo molto ben strutturato. Un tattico. Un giocatore che può starci sicuramente, ma il Catania secondo me ha bisogno di un giocatore di uno spessore diverso, che potrebbe essere Zanellato, che io ritengo un tuttocampista. Zanellato è uno che può fare tutti i ruoli del centrocampo, può fare la mezzala, può fare il mediano a due, può fare il play, però deve crescere di condizione ancora, non è nella migliore condizione, 5 mesi fermo sicuramente sono pesati. È un giocatore che quando sarà al top della condizione sarà secondo me il più forte centrocampista che ha il Catania, e quindi potrebbe essere anche un'idea quella di trovarlo in proprio posizione centrale. Esatto, nella posizione di play a guidare la squadra, ecco. Poi per il resto non era facile ieri fare una partita con un bel gioco. Io non mi aspettavo un Catania che andava lì e andava a vincere la partita facile. Mi aspettavo un Catania attento, e dalle parole di Grella nella conferenza stampa un Catania con un atteggiamento feroce, e questo l'abbiamo visto, un Catania che ha aggredito l'avversario dall'inizio, che non ha mai subito una ripartenza, che è stato molto attento nelle marcature preventive, e che ha cercato di fare la partita con dei limiti che sappiamo nella velocità dell'esecuzione delle giocate, ma che nel secondo tempo ha alzato i giri del motore, e con l'ingresso di Mazzotta e Bocic pian piano si vedeva che la partita da un momento all'altro sarebbe stata sbloccata, e quindi l'ha vinta con merito. Per ora va bene così, sicuramente è una ripartenza importante. Allora, Andiamo in pubblicità. no, Che dici? no. E Patanè? Oggi sto ascoltando. Abbiamo 2 minuti. Patanè Ok. ha parlato di anfetamine, facciamo parlare di calcio. Abbiamo 2 Alessandro, minuti. scusami, Yellow Submarine, no, per chi ama la Vabbè, storia una un po' della metafora, musica, diciamo che era una esatto. metafora. Allora, Vabbè, ma non era soltanto quella la metafora dei però se Beatles. parliamo di queste cose, poi i 2 minuti me li conteggi No, non su te li Yellow conteggi. Submarine, Vai, oppure adesso no? hai 2 minuti, 2 minuti. Ho 2 minuti per dire che il bello di questa trasmissione, se c'è un bello, è il fatto che noi non ci parliamo prima, non conosciamo. Ma neanche dopo. E manco dopo. Fortunatamente. Noi parliamo dopo, solo al tavolo. Dopo andiamo Vengono a fare... rinchiusi dentro esatto, dei- No, assolutamente. Non dei ci parliamo container. prima. Dentro dei Ci mettiamo- container prima dopo della andiamo a puntata. cena e non parliamo più di calcio. Prima non parliamo più di calcio, e quindi ci ritroviamo qui. La sentenza, la massima di Alessandro, racchiude un po' quelle che sono state le nostre idee ieri nel percorso durante la partita. Aggiungerei 2 aspetti che reputo anche questi significativi. L'assenza del play, ieri abbiamo ascoltato Tabbiani per primi in esclusiva, e proprio la domanda su Zanellato era quella che ci è venuta spontanea, proprio perché è il giocatore che al Catania manca, il giocatore che gioca la palla di prima intenzione, quello che verticalizza, quello che probabilmente va anche un po' controcorrente rispetto a quello che è il Ai dettato pratico di Tabbiani. Tabbiani vuole sempre le aperture sulle... Scusami se ti interrompo, Sì. interessantissimo questo messaggio. Già venduti 420 biglietti per Potenza. Questa è la piazza di Catania. Vedete Tutti a Potenza. scorrere, fra proposito dei messaggi, vedete scorrere un comunicato dalla Curva Nord di solidarietà a Vincenzo Grella, e mi sembra importante, poi magari Per lo quello leggiamo. incommentabile un fattaccio. messaggio o messaggi che sono arrivati
messaggi minacciosi sono arrivati al figlio di Vincenzo Grella di anni 11 nei giorni scorsi da profili fake creati ad arte e che ovviamente hanno inquietato non poco Grella, e ne ha fatto riferimento nel corso della conferenza stampa. Non è neanche da commentare. Ci ritorniamo però su Sì, lo queste stiamo cose. leggendo, Non reputo sono dei assolutamente... tratti diciamo che stanno scorrendo, poi magari lo leggiamo per intero, Sì, lo sì. chiedo a Naomi di prepararlo. Non reputo che quel tipo di messaggi provenga dai tifosi del Catania e neanche da Ultra del Catania. Tifosi del Catania, Ultra del Catania, chi vive il calcio a Catania anche a livello di partecipazione quasi estrema non ha l'attitudine a compiere un atto del genere. A volte ci sono menti superiori, a volte ci sono destabilizzatori che utilizzano questi strumenti per creare così, fare breccia sui media e soprattutto per fare breccia probabilmente per entrare in un contesto societario possibilmente dalla porta dei servizi. Però Angelo, Detto scusa, ciò, una riflessione a margine va fatta. No, non Quando, non ci sono. no, è anche un ragionamento che ci coinvolge in senso ampio come categoria. Quando a volte si parla troppo forte dentro il microfono e si usano dei contenuti che vanno oltre la semplice critica, la semplice disamina, poi magari qualcuno si incoraggia e compie questi gesti. Chiusa parentesi. Allora, apriamo e chiudiamo questa parentesi. I 2 minuti sono passati, andiamo in pubblicità, penso. io volevo prima leggere il comunicato della Curva allora, Nord affidato alla nostra Naomi e poi dopo andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Michele Rocca. Naomi. Vado. Al di là di ogni legittima contestazione o critica che si possa muovere nei confronti dell'attuale dirigenza, c'è un limite che in ogni caso non deve essere mai superato. Chi tocca sotto qualsivoglia forma gli affetti personali, familiari, non è un uomo, non ha morale, non ha principi, non può appartenere alla nostra comunità. Da ultras, tifosi, genitori, con i nostri valori che ci contraddistinguono, siamo vicini a Vincenzo Grella per l'attacco subito ai propri familiari. La nostra vicinanza, se lo vorrà, sarà anche fisica, con l'augurio che orrori di questo genere non si ripetano mai più. Catania è un'altra cosa. Bravi, Catania è un'altra cosa. Un plauso virtuale perché chiaramente siamo nello studio, però un pensiero davvero importante da parte della Curva. Lo avevo Nord. detto senza aver letto il comunicato della Curva, che a maggior ragione dà sostegno a quella che è la mia personale idea, suffragata però da 34 anni di frequenza. Poi ti ripeto, Grella nella conferenza stampa di Amantieri ha usato i toni e un sistema di comunicazione basato sul rispetto, sull'apertura, sulla critica e sulle responsabilità. Confronto alla pari. Cosa si pretende di più da parte di un dirigente che a un certo punto, dopo aver espresso il suo punto di vista, dice: adesso sono pronto a qualunque tipo di domanda, fatemela, io sono qui, ho voglia di avere un confronto alla pari, ma ovviamente che sia un confronto schietto e leale. E mi sembra che per quello che è stato il rapporto che ha legato anche la nostra emittente con Catania Calcio, con Grella, non abbiamo lesinato le critiche, ma sono state sempre ragionate in termini costruttivi. Nel rispetto ai ruoli. Nel totale rispetto ai ruoli. Ma chiudendo questa parentesi e ovviamente in tal senso così ritrovandomi un po' anche sul ragionamento fatto da Alessandro, perché a volte qualcuno può prendere davvero in parola esternazioni o altro, ma non reputo che poi provengano davvero da chi indossa per tifo la sciarpa rossa-azzurra. Chi fa queste cose indossa altri interessi che non sono quelli dei tifosi. Allora, ci fermiamo, Sì. Torniamo fra pochissimo, apriamo il collegamento anche con Michele Rocca. D'accordo. Siamo di nuovo in studio, bentrovati a Corner. Adesso, come promesso, apriamo il collegamento con Michele Rocca. Buonasera Michele, bentrovato. Buonasera, grazie mille. Finalmente, diciamo, un post gara un po' più rilassato rispetto all'ultimo periodo. Insomma, ci sono stati un po' di tensioni
dovute anche alla mancanza di risultati. Per una volta si può Sì, respirare. sì, per fortuna sì. Finalmente, insomma. Alessandro. Buonasera Michele, sono Alessandro Vagliasindi. Desideravo subito capire come avete vissuto i giorni che hanno separato la partita contro l'Avellino a quella di Brindisi, aver lasciato lo stadio Massimino in quel modo, aver iniziato la preparazione per questa partita che poteva essere una partita da dentro fuori. Come l'avete vissuta, se paradossalmente vi ha ricompattato e vi ha dato poi il tema vincente per espugnare il Fanuzzi? Sì, diciamo che questo cambiamento l'abbiamo iniziato anche prima per la preparazione di Avellino. Purtroppo poi la partita non è andata benissimo, secondo me, dal punto di vista del risultato, e poi fortunatamente anche dopo la partita con l'Avellino, che siamo usciti comunque tra i fischi, non è stato facile, però non ci siamo disuniti, forse l'importante è stato quello, e abbiamo cercato di preparare questa partita al massimo e fortunatamente poi è andata bene, ecco. I risultati, diciamo, negativi complessivamente che sono maturati al Massimino in queste 6 partite hanno potuto in qualche modo vulnerare le vostre certezze nelle partite in casa e rendervi più vulnerabili in casa rispetto invece a un atteggiamento mentale che in trasferta è diverso, sembra quasi più leggero da un punto di vista mentale? È un po' un paradosso, ma volevo capire se c'è un fondo di verità. Sì, forse sì, però in parte, perché anche c'è stata una partita fuori casa, secondo me, con la Juve Stabia, che non abbiamo fatto benissimo, che non abbiamo interpretato alla grande, quindi secondo me non è tanto un discorso di casa e fuori casa, perché anche la prima partita col Crotone in casa, secondo me, l'abbiamo interpretata nel migliore dei modi. Purtroppo poi nel calcio sono gli episodi quelli che contano, e se non riesci a buttarla dentro poi molte volte rischi le partite di perderle. Ovvio che non avendo iniziato alla grande questa stagione, poi magari mentalmente la squadra ne risente, non riesci a rendere come potresti, però secondo me questa è la strada giusta. Cioè, da una settimana che abbiamo cercato anche di cambiare atteggiamento, che è quello che in queste partite secondo me è mancato, perché le occasioni le abbiamo avute, le prestazioni le abbiamo anche fatte, è mancato forse un po' di cattiveria, ecco, negli episodi, perché molte partite, soprattutto in questa categoria, si risolvono da quel punto di vista lì. Michele, sono Angelo Patanè, parto proprio da quest'ultima considerazione. Catania Avellino, in una partita brutta con bocciature per tutti, sei stato uno tra i migliori in campo. La tua esperienza, d'altronde nasci con la Sampdoria, ma sei stato in piazze particolarmente così infiammabili del calcio, no? Parlo di Livorno, il Foggia, sono tutte piazze che un po' assomigliano al Catania. Quanto ti è servito in questo periodo di criticità e quanto la tua esperienza, proprio per essere un giocatore nel pieno della maturità calcistica e comunque abituato ad avere a che fare con tifoserie e grandi attenzioni, non parlo di pressioni, che Catania non crea pressione, Catania crea l'attenzione, la stessa che poteva avere a Genova, la stessa che puoi avere in piazze come Foggia, la stessa attenzione che puoi avere, perché no, anche a Livorno. Questa tua esperienza come riesci a coniugarla? Hai assolutamente ragione. No, a me è servito tanto, perché molte piazze l'ho vissute anche comunque quando ero molto giovane, quindi soltanto con l'esperienza riesci a capire determinate cose. E l'importante è cercare soprattutto nei momenti di difficoltà, quando entri in campo, di mettere da parte quello che sono i fattori esterni, perché devi concentrarti solamente sul far bene quello che provi in settimana e sul cercare di fare una determinata prestazione. Poi è normale, quando finisce la partita puoi pensare a altro, durante la settimana puoi pensare ad altro, però in questi momenti è importante stare tutti uniti. La partita di Avellino secondo me sì, è stata fatta
non un'ottima prestazione, però anche lì le occasioni le abbiamo avute, perché il primo tempo ne abbiamo avute due veramente importanti, e non contando anche il rigore, che secondo me anche quella è un'occasione veramente importante che può cambiare l'inerzia di una partita come può cambiare il risultato, quindi secondo me siamo mancati tanto anche in quello. Michele, una domanda. Tu eri a Livorno con Cristiano Lucarelli, giusto? O no? Sì. Bene. Sì. Cristiano è stato non solo allenatore del Catania, ma è stato per molto tempo così affiancato un po' a quelle che potevano essere le scelte, non dico dirigenziali. Cristiano sarebbe venuto ad allenare a Catania con grande volontà, con grande piacere. Confermo. Ma non voglio farti fare un paragone, ma quale approccio diverso di mentalità per te che hai avuto Cristiano Lucarelli e adesso Tabiani, cosa unisce e cosa invece separa un po' questi due allenatori che sembrano caratterialmente, emotivamente diversi, senza pregio e difetti? Sì, no, assolutamente. Forse Cristiano era più concentrato su un aspetto caratteriale, che è quello che secondo me l'ha contraddistinto anche durante la sua carriera. Il mister invece diciamo che è più concentrato sul punto di vista della tattica, dà importanza più ad altri aspetti. Con Cristiano Livorno io personalmente mi sono trovato molto bene, purtroppo non stavamo andando benissimo, e quindi dopo 11 partite purtroppo Esatto. è stato mandato via. Sì. Che avevamo pochissimi punti, poi fortunatamente ci siamo salvati, però non c'è stato modo di avere un percorso, diciamo, che potesse essere un po' più lungo, perché penso sia durato fino a novembre, ecco. Il tuo contratto col Catania dura 2 anni, prolungabili, giusto? O no? 3 anni, sì. 3 anni, 3 sì. anni. Quindi è un progetto a lunga percorrenza, quello che diceva Grella. Sentiamo adesso Carlo Breve. Buonasera Michele, sono Carlo Breve. Sicuramente tu hai giocato in centrocampi a 3, in centrocampi a 2, sei un calciatore a cui piace molto buttarsi dentro e soprattutto nelle prime partite sei arrivato parecchie volte alla conclusione. Volevo capire, perché ci siamo confrontati col mister Tabiani più volte sul modo di far giocare le due mezze ali. Lui preferisce che stiano molto strette vicino al play anche nella fase di costruzione dal basso. Se tu avevi sperimentato questo modo un po' originale di giocare, anche perché non vi aprite in ampiezza neanche nella fase offensiva, se avevi già avuto insomma di queste esperienze dal punto di vista tattico con altri allenatori. No, diciamo di no, poi è normale che ogni allenatore ha il suo modo di giocare, il suo modo di interpretare le partite, e il mister chiede tanta costruzione, quindi vuole che le mezzali siano molto, molto vicine per poter dare supporto anche al play. Poi però in fase offensiva dà molta libertà. È normale che magari in momenti un po' di difficoltà non si riescano a trovare le soluzioni migliori. Ho avuto comunque diverse occasioni nelle quali sono stato anche un po' sfortunato, perché a Caserta ho preso il palo, col Foggia forse potevo fare un po' meglio, e anche ieri in partita comunque qualche tiro e qualche occasione l'ho avuto. Ti senti più proprio una mezzala come caratteristiche che possa andare alla conclusione, o hai giocato anche tante partite da play? Sì. No, ti dico, io preferisco la mezzala e preferisco appunto fare inserimenti, però anche nei primi anni ho spesso giocato in centrocampi a 2, da play quasi mai. Ok, perfetto. Michele, invece tornando a esperienze con altri allenatori, la domanda è d'obbligo. Tu hai lavorato con Zeman a Foggia, insomma il mentore del calcio offensivo, del calcio con tanti uomini ad accompagnare la fase offensiva. Rispetto a quel Foggia, a questo Catania che è stato costruito per giocare in qualche modo questo tipo di calcio, cosa manca ancora? Solo un discorso atletico, o è anche un discorso di sincronismi di un gruppo
con tanti interpreti nuovi che si deve conoscere meglio di partita in partita? Sì, forse manca quell'alchimia a livello di gruppo, però non è neanche facile perché, come hai detto tu, siamo tanti giocatori nuovi e ci vuole sicuramente per fare un determinato tipo di calcio come quello che vuole il mister, ma come hai detto tu anche quello che può essere un calcio di Zeman ci vuole comunque tempo. Poi per quanto riguarda Zeman, è un allenatore che dà tanta importanza soprattutto alla fase offensiva, ma soprattutto anche all'aspetto fisico, perché se non stai bene, se non dai sempre il 100%, difficilmente riesci ad arrivare a fare il calcio che vuole lui, perché è un calcio soprattutto verticale, ma fatto soprattutto di tanta corsa. Il mister invece chiede anche un po' più di fase, soprattutto anche di costruzione dal dietro. In Rispetto a transizione. Zeman. Sì. Cioè, a me Zeman ha dato tanto a livello personale perché mi ha insegnato proprio tante cose come vedere il calcio. È vero che hai proprio giocato terzino sinistro come con lui? visione di gioco. È vero che hai giocato terzino sinistro anche con Zeman, per necessità ovviamente. Sì, no, mi è capitato di fare una partita da terzino destro. Terzino Terzino destro. destro. Perfetto. Angelo Sì, Patanè. sì. Michele, Grella, e dopo ti lasciamo perché probabilmente abbiamo i tempi. Abbiamo altri Dai. 5 minuti. Ah, ce li prendiamo tutti. ce li prendiamo Così tutti. possiamo parlare anche della prossima partita, no? Cominciamo a capire. Perché ci fa piacere, perché incontrare una persona così intellettualmente onesta è sempre una cosa che ci fa piacere, in campo e fuori dal campo. Grella, avantieri, ha parlato in conferenza stampa ammettendo quelli che erano stati sicuramente degli errori di valutazione, ha detto Grella, societari, in ordine alla fase precampionato, alla fase del ritiro evidentemente e a tutta quella fase strutturale che ha preceduto l'inizio di questo torneo. Ormai che vi ha sdoganati un po', ovviamente il vicepresidente, ma quali sono state le difficoltà che avete avuto nel percorso di preparazione a questo campionato? Ormai lo ha detto il vicepresidente, se magari qualcosa ci puoi raccontare. No, fa piacere comunque la vicinanza della società e del vicepresidente perché si sono prese secondo me fin troppe responsabilità anche in questo periodo. Il mister si è preso tante colpe, però in questo momento secondo me la maggior parte delle colpe dobbiamo prendercele noi, perché siamo noi che scendiamo in campo. È normale che nella carriera di qualsiasi giocatore, ma anche in gruppi, ci sono momenti che possono essere difficili. L'importante è quello di cercare di capire cosa stiamo sbagliando e cosa abbiamo sbagliato. In questo periodo noi abbiamo parlato tanto, abbiamo cercato di capire cosa non andava. Evidentemente errori sono stati fatti e ora stiamo cercando di mettere un punto a questo inizio di campionato per cercare di essere anche più liberi e tranquilli, come secondo me lo siamo stati in un inizio di campionato per troppo poco tempo. Ecco. In questo momento di altalena tra vittorie e sconfitte, adesso dopo che vi è capitata una delle squadre probabilmente più semplici, non ci sono partite facili, però diciamo chiaramente il Brindisi non era una di quelle avversarie imbattibili, ma adesso vi capita, fra 2 giorni vi capita il Potenza, che è una squadra completamente diversa, una squadra che ha attitudini diverse, ha anche un momento storico e emotivo diverso rispetto a quello del Brindisi, ed è una formazione che probabilmente giocherà un calcio diverso rispetto a quello che vi ha proposto il Brindisi, che vi ha aspettati per tutto un tempo nella propria metà campo e provato soltanto le ripartenze. Sarà una partita diversa o no? O col Sì, Catania tutti giocheranno così? sarà una partita, sarà una partita diversa, però sono anche convinto che se noi ci fossimo dopo Avellino, dopo questo momento ci fossimo abbattuti o comunque fossimo stati la squadra che in questo periodo ho sentito, non saremmo neanche riusciti a vincere la partita di Brindisi, perché nessuna partita è scontata e quindi questo deve essere secondo me un punto di partenza per cercare di affrontare tutte le partite, non quelle magari più semplici in una determinata maniera, quelle meno semplici. Noi proviamo
ora abbiamo questi giorni per prepararci alla partita col Potenza nel migliore dei modi, però l'affronteremo con lo stesso spirito e la stessa cattiveria. Michele, finora, diciamo nei momenti migliori di questo inizio di campionato è mancata sempre la conferma nella partita successiva, da Caserta con Latina, dal Taranto Monterosi, adesso c'è stato il riscatto dall'Avellino al Brindisi al contrario, ci sono altre 2 trasferte di campionato. È questo veramente il momento in cui questo Catania si può dare un'identità e iniziare a ragionare in un modo diverso rispetto a queste 11 giornate? Sì, bravo, secondo me quello appunto che è mancato in questo inizio di campionato è proprio un'identità, perché siamo stati troppo altalenanti, soprattutto a livello di prestazione, e quindi dobbiamo cercare di essere anche da un punto di vista magari mentale più liberi e più presuntuosi, che questo non vuol dire essere leziosi, bisogna essere convinti dei nostri mezzi. Ovvio, magari si sono create aspettative a inizio campionato troppe alte che forse ci hanno un po' disunito, ci hanno un po', diciamo, fatto mancare di quella cattiveria che dobbiamo mettere in ogni partita, perché purtroppo in questa categoria non basta l'aspetto tecnico, cioè non basta avere giocatori forti per portare a casa il risultato. 2 domande. In certe partite serve anche altro. Sì, 2 domande, una di Michele, Carlo, l'altra di Angelo. Stavo proprio per ascoltarti, hai detto una cosa giustissima, ci sono momenti di tante partite dove non serve usare il fioretto, ma bisogna usare la cattiveria, e in qualche partita questa cattiveria è mancata, ecco. Ritieni che 20.000 persone al Cibali vi possono spingere, ma aspettano un attimino anche un segnale vostro, ecco, nei momenti difficili magari dovete uscire fuori più che il fioretto la spada. Pasanè, una domanda? Sì, assolutamente, sì. ma di cattiveria parlo anche cattiveria agonistica, nel senso nel Proprio fare questo, sì. un passaggio, un tiro, un dribbling, non solo l'aspetto, diciamo, fisico. Michele, quanto vi è servito il confronto con Grella, dirigenti del Catania, nell'ultima settimana? Cosa avete capito da quel tipo di confronto all'interno dello spogliatoio, comunque all'interno del vostro regno, che è quello del campo, dove ovviamente è intervenuta la società? Sì, secondo me è stato fondamentale, perché non sempre, o almeno non mi è capitato, forse questa è la prima volta che all'interno di una società, oltre all'aspetto tecnico, si vada a vedere quello che riguarda i valori, e soprattutto i valori umani, quindi è una cosa assolutamente positiva che non possiamo mettere da parte, perché io sono convinto che tutto parta dalla creazione di un gruppo importante, che non è solamente all'esterno uscire assieme, però è quella cosa che crei durante la settimana. Avete un compito Perché- importante, Michele, quello di Assolutamente, ritornare sì. domenica prossima ancora a fare pace con i tifosi del Catania. Intanto c'è Perché, mercoledì la Coppa Italia. chiaro, ma parliamo di campionato, e quella è un'altra partita, quello che interessa è il campionato, e questo testimone passa a voi, perché da questo momento in poi siete voi gli artefici del vostro destino. In campo ci andate voi, a Potenza ci saranno più di 450 tifosi del Catania, questo a far Forse anche di più. forse anche di più al Molto momento, di più. al momento 450. No, immaginate un vostro ritorno al Massimino dopo aver inanellato un filotto di importanti vittorie. Non ci sarà bisogno di dire nulla se non prendersi gli applausi di una gente e di una città che vuole soltanto questo, che diate il massimo in campo, poi perdere o Sì, vincere. forse uno degli aspetti positivi appunto del calcio è che tutto dipende da noi, quindi questo può essere solo un fattore positivo, perché solo noi possiamo rilanciarci e siamo ancora in tempo a fare grandi cose.
Michele, ti ringraziamo, sei stato gentilissimo per essere stato con noi, grazie anche chiaramente alla società, al Catania, al lavoro che ha fatto anche Angelo Scaltriti, che è responsabile della comunicazione del Catania, Ma questo per fa averti il paio, qui con noi. Esatto, questo fa il questa paio sera. con il ragionamento che ha fatto Grella. Ha detto noi ci siamo comportati come società con tutti quanti gli organi di informazione, con la gente, con i tifosi allo stesso modo. Abbiamo avuto rispetto per tutti, pretendiamo lo stesso rispetto. E il fatto che obiettivamente anche nei momenti di criticità non si sono mai sottratti anche a questo passaggio a volte doloroso, a volte complicato. Michele, complimenti, perché è anche un ragazzo che sa parlare, sa esprimersi, si capisce che ha fatto determinati, insomma, è andato in determinate società dove oltre che a giocare a calcio ti insegnano anche crescere come uomo e come giocatore, e quindi questo è un merito che va alla società. E poi complimenti Michele, spero di poterti rivedere dal vivo tra qualche domenica vittorioso tra gli applausi della gente. Grazie, grazie Buona davvero, serata. buona Grazie, serata. buona serata. Grazie. Buona Allora, ci fermiamo, dopo torno C'è da... una miriade di domande anche per noi. Ce ne sono Sì, tante domande. sì. Che ci dice a noi? Ci dice? Ci fermiamo, siamo da voi, fra pochissimo dobbiamo vedere anche una Vox interessantissima realizzata da Naomi oggi. È andata in tuscia. Fra pochissimo, restate con noi. Allora, torniamo con Corner, come promesso c'è questa bella Vox Ma in cos'è giro. la Vox? È un'intervista collettiva a più... Cioè, Soggetti. sono i soggetti che amano il Catania, che criticano il Catania, è un contatto diretto con il Come è pubblico. cambiato, voglio dire, anche il linguaggio televisivo. È una A me Vox. ai tempi di Italia 90 Che ti mi diceva? dicevano battina la fera e fai questa è concentrazione. una Posso Vox dirti che che non lo è stata dicono, fatta alla fiera. lo dicono No, però anche a per me. dire, dai. Mattina a Viscaria, questo Allora, l'ho detto stamattina. Sentiamo allora questa... Così mi dicevano. Sentiamo queste interviste, ti piace così? Così mi Sentiamo. piace, dai. Sentiamo. Sto per addentrarmi nel cuore pulsante della catanesità, ma in questo cuore c'è ancora spazio per Tabbiani? Scopriamolo insieme. Si va, siamo pessi e lo so. Siamo del Catania perché me la guarda. Mi hanno mandato a parlare del Catania, mi hanno detto vado da zio Giovanni. Quindi Dimmi. questo Catania dopo la vittoria Questo Catania ieri mi ha deluso ancora. Però ieri i 3 punti portano un po' di speranza, come gioco non ho visto granché. Poi stiamo andando forte, stiamo andando. Andato forte! Poi sì? fortunatamente c'è stato il gol, benedetto quel gol che ha fatto Sarau, poi quelli si sono aperti, ci arriveranno un secondo gol, però come gioco non ci siamo. Niente nicchia critica, ci tempo Cristiano, non può essere. Quindi a lei piace Tabbiani? Non è che mi piace, però non si critica Cristiano. A Rodamene quando il Catania a Cananda si picchiava a Maranne che veniva da C. A Rodamene. Già ci siamo, perché non lo so perché fuori casa andiamo bene, dentro casa no. Si emoziona perché siamo in 20.000, ormai ne mangiamo qui che. Ora siamo a cavallo. Su i giocatori che non vogliono giocare. Ma che difesa è più forte, una difesa più forte ci vuole. Lorenzini le piace? Silvestri le piace? Sarausa, no, Rapisarda. Chi è Sarausa? No, sbagliai, Rapisarda, siamo vicini a casa. Con Rapisarda? Sì, con suo papà. E poi i giocatori stamattina non saiti e non giocano. E questo qua. Troppo egocentrismo in campo. Ma si vede. Grazie. Buona giornata. Felice, sempre felice. Fantastico. Simpatici davvero. Scoppiettante. È un momento dai di... Ci sta. Di sorriso. Cioè, è necessario sdrammatizzare ogni tanto, no? Naomi, resto da te perché ci sono Posso dire tanti... una cosa, che Tabiani è Fammela- l'allenatore fammela più parlare un amato attimo. dalle mamme, dalle zie, dalle nonne, tutte le mamme, le nonne, le zie. Poi Facciamo parlare. Che vuoi facciamo dire? parlare Perché un po' hai Naomi, menzionato solo Speriamo. donne? E ha tanti messaggi. Sembra un bravo ragazzo. È un non lo bravissimo fare ragazzo. soverare. Bravo Mi dicono Caruso. così. Dai. Bene.
Scrivono: buonasera a tutti, in particolare a nome principessa sullo sgabello, aggiungo io, i problemi restano, di buono c'è solo il risultato, comunque ci vuole continuità nei risultati. Forza Catania, Mirko da Genova. La classifica è ancora corta su tutti i fronti, quindi se riusciamo a riprenderci da questo inizio non possiamo, a mio parere, occupare stabilmente le prime posizioni. Questa squadra ha solo bisogno di un filotto, del quale parlava anche prima Patanè, di risultati e acquisire un po' di fiducia, perché ha il morale a terra ed è sfiduciata. All'inizio faceva un bel gioco, il famoso bel gioco del quale tanto si parla. Nonostante giocava bene, i risultati non sono arrivati e man mano si è demoralizzata e ha perso fiducia, fino ad arrivare oggi col morale sotto i tacchi e paura anche ad entrare in campo. Il pallone tra i piedi gli scotta a tutti i giocatori. Buonasera, volevo capire se tra i giocatori del Catania vi sia, come diceva il grande presidente, la magma tra di loro. L'amalgama. Ma ormai lo chiamano, ti ho detto, ormai scrivono magma, non si sa perché è diventato forse l'influenza del vulcano. Il T9, non lo so. Ma diciamo la verità. Ma come giochiamo? Anzi, non c'è gioco, è come un malato che assume un placebo. Credete che il Catania sia guarito? Scrive Maxi Leotro. Lo vediamo a Potenza. Lo vedremo a Potenza. Difatti nell'esame della partita di ieri probabilmente due aspetti, uno fondamentale, sembra davvero una considerazione alla Catalano, no? Prima di tutti i 3 punti, comunque fossero arrivati, anche 1-0 al 96esimo minuto. Proprio questo per dare alla squadra la possibilità di poter affrontare la partita col Potenza, perché era chiaro che comunque le scelte dirigenziali sarebbero state prese diversamente da quello che forse pensa Alessandro. Se le cose non fossero andate così, probabilmente dopo Potenza, perché ovviamente avere pronto un allenatore sotto contratto da contrattualizzare per farti fare una partita a distanza del giorno è una cosa più complicata. Poi ci sarebbe stata invece la Coppa Italia, che in fondo era una partita che si poteva giocare. Però la vittoria di ieri serve per ottenere quella più 3 in classifica. Poi sentiamo i giocatori, ci dicono che sarà probabilmente il volano di altri risultati, abbiamo il test pronto di Potenza. Un aspetto che ieri abbiamo sottolineato, Alessandro, che va a corredo con l'esame iniziale che hai fatto tu della partita, è che ieri Dabbiani, reputo insieme allo staff tecnico, insieme alla dirigenza, abbia dato un'impronta di catanesità alla squadra. È la prima volta che l'ho fatto. Cioè, se ci fosse stato Rizzo dentro e non fuori per ragioni disciplinari, quindi se fosse stato nel nucleo degli arruolabili, probabilmente ieri avrebbe giocato anche con Rizzo, perché guarda che la formazione di ieri porta Trelegni Beters, che ovviamente portiere che comunque ha vissuto la promozione l'anno scorso. I 2 centrali sono 2 che hanno fatto dell'inno alla catanesità probabilmente un cavallo epoche diverse. Esatto, in epoche diverse, ma un cavallo di battaglia. Lorenzini l'anno scorso, per quanto mi riguarda, è stato, diciamo, il più catanese dei non catanesi nati in questa squadra, quello che ha giocato davvero per la maglia. Lorenzini e Silvestri è uno che in un'altra epoca di calcio, però è stato uno dei giocatori che è rimasto davvero nel cuore dei tifosi del Catania, perché cosa vuole la gente? Non i tifosi. Cosa vuole? Chiama questo sport, qualunque sport, che comunque, attaccamento alla maglia. In qualunque condizione tu giochi la tua partita e lo fai al massimo delle tue possibilità, al massimo della tua concentrazione. Fanno un lavoro bellissimo, devono giocare 95 minuti, tutti vorremmo fare i giocatori di calcio. Loro gli chiedono di giocare 95 minuti. Davanti c'era Castellini anche a sinistra. Castellini a sinistra, Rapisardi, e anche lui, giocatore l'anno scorso, ha vissuto una grande esperienza col Catania, e poi ha messo Sarao. Ha fatto rifiatare Rapisarda, ma soltanto perché reputo saggiamente lo ha conservato per una partita sicuramente più importante che quella di Potenza. Però in questo impianto di squadra l'asse centrale del gruppo era quel gruppo che si riconosce come il nucleo dei catanesi. L'abbiamo sottolineato rimasti. Già ieri durante la partita questo aspetto. No, assolutamente non è poco, significa che il fatto che poi Sarao abbia realizzato il gol da uno che ha portato la bandiera rossa-azzurra fino alla porta della promozione in questo campionato di Serie C
è un altro elemento significativo. Assolutamente sì. Allora, dobbiamo accelerare perché abbiamo ancora parecchia roba, diciamo, da vedere. Intanto partirei con un paio di filmati che abbiamo estratto, sono appena 3 della partita. Nel frattempo un tifoso proponeva un'ipotesi di tridente, penso per domenica, Chiarella, Sarao, Bocic, cioè senza Chiricò. Perché no? Dico, togliere Chiricò mi sembra complicato, però dico, presi tutti e 3 insieme, Chiarella, Sarao, Bocic non è male come tridente. Chiarella, alla luce delle assenze, chiaramente. Chiarella dovrebbe avere la certezza di poter giocare senza avere ripercussioni fisiche almeno 94-95 minuti per partire a titolare, Alessandro. Ma poi ci sarà mercoledì la Coppa Italia, credo che sarà quello il momento di rodaggio per Chiarella. Reputo che la partita, proprio quella di partita di potenza, non sia la più azzeccata per rischiarlo fisicamente, per fargli fare una partita titolare. Sì. Rimane uno degli investimenti, e in questo l'abbiamo detto molto prima di Grella, uno degli investimenti più importanti di questa società. Far restare Chiarella a Catania ha comportato un progetto futuro molto importante per questa società, così come state vedendo giocatori che da ultimo abbiamo sentito, tutti giocatori importanti. Il Catania li ha contrattualizzati per 2-3 anni, significa che c'è un progetto, significa che c'è un'idea, non c'è un contratto a termine valutato per una stagione, e questo ovviamente per rispondere a quei rumors che ritenevano. Continua a passare messaggi interessantissimi. Due domande. Perché mi chiedono non si prova Maffei a sinistra? Perché questo, no? perché Maffei in Coppa Italia mi è piaciuto molto. Anche a noi. Quindi lo vorrei vedere anche in campionato. E c'è un'altra idea di un altro telespettatore che prende al volo Chiarella, Sarao, Bocic e Chiricò alle loro spalle. Insomma, sarebbe un po' troppo diventa offensiva un modulo partita, diverso, 4-2-3-1. Esattamente. Quindi perché no? Per quanto riguarda Maffei, che sicuramente è piaciuto, ha fatto un'ottima partita, è un giovane di prospettiva, ma in quel ruolo, dico, Mazzotta non ha fatto disastri. Mazzotta la fase difensiva l'ha fatta sempre molto bene, non è più il Mazzotta di qualche anno fa, ma a 34 anni un esterno basso di fascia che deve fare più volte 70-80 metri, chiaramente a 34 anni fa un po' più fatica, ma la sua prestazione l'ha sempre portata a casa, in fase difensiva è sempre stato molto attento. Quindi... Da casa chiedono maggiori tensioni con Patanè, cercheremo di acuire questo aspetto, di evidenziare questo aspetto. Presto, adesso arriva presto, Michele torna per qualche puntata. E poi chiedevano se era ipotizzabile un rientro in campo di Lodi. No, credo ormai mi pare difficile, molto difficile, però non si può mai sapere. Vi chiedo adesso un attimo di bontà perché mancano 15 minuti poco più alla fine della trasmissione. Allunghiamo. Non possiamo allungare. Tanto materiale. Facciamo vedere un paio di episodi della partita. L'errore di Chiricò che ha mancato il gol nel secondo tempo, che è il primo dei filmati che abbiamo preparato, e lì probabilmente forse doveva calciare prima. Sì, ha atteso un po' troppo. Sì, e Bizzotto gli ha letto le carte e si è sdraiato intuendo la direzione del pallone. Doveva calciare subito sull'uscita del portiere. È mancato, diciamo, quello la brillantezza, magari in un momento un po' opaco del... Chiricò che conosco da quella posizione 2 passi prima avrebbe cercato di puntare, di portarsela sul sinistro, portarsela sul sinistro e puntare un sinistro a giro sul meno palo destra del brillante portiere. delle ultime partite. Tutte le partite. Abbiamo visto questo episodio, ne vediamo un altro. Sono i 2 gol adesso, prima il gol di Sarà e poi quello di Bocic. Qui lo vediamo in versione assist man Chiricò. Sì. Con questo pallone, con Sarao che ruba il tempo a Grozzeleschi e la mette all'incrocio. Bel gol, molto bello. Mi piace per come Sarao attacca lo spazio. Permettetemi di dire che questa è una delle rare azioni in cui il Catania è andato a cercare il fondo campo. Sì. Guardate il dettaglio del pallone che si alza prima che Chiricò lo calci verso l'interno dell'area di rigore. Secondo me è stato un piccolo aiuto nella forza che è riuscita a imprimere al pallone. Probabilmente sì. Chiricò nel questo cross. rimbalzo un pochettino strano. Sì, rimane però c'era arrivato nel secondo tempo sul fondo, a proposito di quello che ha detto Angelo, con Mazzotta 2 volte
è arrivato bene sul fondo, ma grazie anche ai movimenti di Bocic e Rocca stesso. Esatto, e Rocca, Sì, quindi sì. ha funzionato meglio la catena di Abbiamo sinistra. parlato di cattiveria Abbiamo un agonistica ultimo episodio. anche col secondo episodio. Vediamolo, vediamo. La cattiveria agonistica è quella di Sarao. La pressione che alta. Esatto, è questa quando si parla Quello di- che è mancata contro il Monterosi, no? Guarda. Sull'1-0 il Catania non ha avuto questa cattiveria per andarla a chiudere. Assolutamente no. Si è preoccupato di gestire l'1-0 e poi ha preso il pareggio. Qui anche questa iniziativa proprio di reparto, no? I due attaccanti lì, anziché subito indietreggiare per dare aiuto alla fase difensiva, ci hanno creduto e hanno... Va cattivo per cercare di Poi dobbiamo di dire far che sbagliare il Bocic portiere. è stato davvero bravo, perché a piazzare quella Gesto palla di tecnico. piatto davvero a fil di palo non era facile. Gesto messo tecnico importante, fra due interno, avversari, destro, fra le sì, altre secco. cose. Va in anticipo sia sul portiere che sul difensore. Questi sono gli episodi Posso che dire abbiamo... che Albertazzi però l'ha fatta grossa e non è, se il Brindisi è in quella condizione di classifica E lo tra deve l'altro ha cambiato portiere, perché Sì, inizialmente giocava Saio, Esatto, che poi- è un giovane della Sampdoria in prestito, e da un paio di partite sta giocando grandi Albertazzi. miglioramenti, vero? Allora, ci fermiamo, Sì. ripartiamo poi Pagelle, dalle calendario pagelle e quindi e prossimo da turno. fra pochissimo. Restate lì. Allora, torniamo in diretta, adesso andiamo da Naomi per le pagelle, ma da cosa cominciamo? Dal migliore. Dal migliore, ormai tradizione consolidata, il migliore del match è lui. Sarao meravigliao, voto 7 per Manuel. Vaiasindi scrive: ha resistito ai fischi dalle critiche feroci, rispondendo a modo suo sul campo. Il non gioco dei primi 70 minuti lo costringe all'isolamento forzato, poi in 3 minuti sferra un doppio calcio alla crisi, stacca su Gorzeleschi e la insacca di forza all'incrocio dei pali. Pressa il portiere Albertazzi inducendolo all'errore che libera lo spazio per il raddoppio di Bocic. Ci sta tutto il 7. Diciamo che Era è stato... cena pagata da parte di Tabbiani, del suo secondo, del preparatore atletico e di buona parte dei compagni di squadra. Magari qualche fischio in meno quando c'è in campo Sarao sarebbe Alessandro, io non opportuno. non penso che siano stati, Dai. su 20.000 persone, 17.000 persone. Dai, c'è un pregiudizio, dobbiamo essere onesti intellettualmente, c'è un pregiudizio su Sarao, a prescindere lo si fischia, e quando oggettivamente magari non è nelle migliori condizioni per poter esprimersi. Ieri un pallone e l'ha messa dentro. Poi mi piace Il ragazzo dal punto la di vista sua genuinità, è un ragazzo pulito, fisico e temperamentale, è un ragazzo che dà tutto, è un ragazzo da ammirare, è ammirevole. Cioè, io in un gruppo uno chiaramente Ma difatti me lo tengo. lo hanno tenuto e l'hanno voluto. Io sarà che quando anche lui faccio ha la qualche telecronaca limite tecnico, ma ci sta, Chiaro, che, insomma, che sennò però giocherebbe in Serie A. fischiarlo già alla così, prima palla, i no. pregiudizi sono veramente francamente sarà che veramente ma questi fischi così, però poi magari i brusì, già la diffidenza la Alessandro, percepisci. no, non va bene, già. Alessandro, ci sono ovviamente La percepisci, Carlo? sì, si percepisce. allo stadio ci sono dei cecchini, no, in termini generali c'è sempre, però a Sarao non puoi rimproverare nulla se non l'atteggiamento è atteggiamento di se quelli non importanti. la circostanza che quello è il giocatore, quella è la sua media gol. Non puoi chiedere a Sarao di Assolutamente. chiudere Però il ha campionato una componente con 24, che segna gol 25 importanti. Basta. No, ha una componente fondamentale, è quello di sentire È un uomo spogliatoio, Angelo. l'appartenenza. Questo Sì, è, è un questo è uomo spogliatoio, fondamentale. sicuramente. Le pagelle. All'interno dello spogliatoio è un giocatore Vediamo le importante. pagelle questo motivo. complessive adesso. Poi non chiedergli 24 gol, poi magari te li fa. in Però questo ieri ha fatto un campionato. gol importante e ha messo... Fondamentale, per me del gol valgono due. Ho Allora, visto un Sarao Nella cattivo, partita più delicata della stagione, magari cena pagata. fra 7-8 partite ci ricorderemo di questo No, gol. ma magari lo Non fa anche abbiamo domenica tempo prossima. per continuare a disquisire sugli stessi argomenti. Pagelle. Andiamo. Finalmente vediamo un po' di luce in queste pagelle, dei numeri sufficienti. lucine. Lucine. Sì, vabbè, abbiamo visto veramente il baratro nelle ultime settimane. Allenatore Tabbiani, voto 6. Passando in porta, stesso voto per Beders, 6 anche a Buà e Silvestri, 6,5 a Lorenzini, 5,5 per Castellini, 6 a Mazzotta. A Zammarini voto 5,5, 6 a Quaini, 6 a Rocca, 6,5 6,5 Rocca.
6,5 Rocca, c'è una differenza tra Sì. quello che leggo io, Sì, perfetto, sì. 6,5 Rocca. Nel campetto Zanellato 6,5. 6,5, 6 a Chiricò, 7 a Sarao, 5,5 a Marsura. Chiarella, voto 6. E Bocic 7. E Bocic 7, perfetto, questi sono i voti, vabbè. Promossa. Promossa, grazie. Bravissimo. Allora, il prossimo, prima il calendario. Sì. Ma Vediamo sì, il calendario, sulle pagelle vediamo il diciamo ora calendario, perché abbiamo minuti contati Pochi minuti. e allora ce li sfruttiamo meglio. Ma anche per fare un ragionamento sugli infortunati e sul rientro degli infortunati. Si chiedono col notizie, calendario. Ok. esattamente. Allora, Deli è già con il gruppo, quindi sarà a disposizione per Potenza Catania. Mancano all'appello il portiere Livieri e ovviamente Bomber di Carmine. Allora, Livieri quasi sicuramente sarà disponibile per la partita di Cerignola come convocazione, quindi fra 10 Tre giorni, partite, sì. 10 giorni. Invece sabato 18 novembre è molto probabile il rientro di Samuel Di Carmine in Catania Turris. È stato un primo grado, uno stinamento di primo grado al flessore, in media ci vogliono 2-3 settimane. L'obiettivo concreto, non diciamo rimetterlo a disposizione, Chiaro. concreto di rivederlo convocato e disponibile per Catania Turris del 18 novembre. No, Carlo, scusami, un Quindi infortunio- meno grave del temuto un infortunio del l'infortunio genere. di Carmine. hai un rischio di ricaduta quando Sì. hai... Il flessore è un muscolo delicato, quindi sì. mentre Marsura l'avevamo detto, un affaticamento all'adduttore ci sarebbero stati tempi brevi per recuperare. L'infortunio al flessore è un muscolo particolare, quindi bisogna avere grande attenzione. Allora, se ho capito bene quali sono le Esatto, congetture della società, Alessandro, magari sarà pronto e disponibile per la partita di Catania Certo, non Turris. pensiamo che possa essere subito Al ma top il Catania- della condizione, ma certo. conoscendo quelli che sono ormai i criteri di Grella e compagni, sarà presente, speriamo, ma non sarà della partita. Quindi abbiamo... Però sembrava peggio rispetto a quello Sì, che invece Sì, il perché si era versamento- parlato poi di un versamento particolare. versamento quindi particolare. fortunatamente un primo grado al flessore. È una Bene. cosa, questa è una cosa, diciamo, una buona notizia Assolutamente sì. per il Catania. Altra grafica, stavolta andiamo al prossimo avversario? Sì. Alessandro. Andiamo a vedere il Potenza che in casa è una specie di Sono contento rullo che sorridiate, compressore. ma il vero tifoso soffre in silenzio. Questo è chiaro così. Certo. Giusto. Dicevo, il Potenza in casa una sorta di rullo compressore, 6 partite, 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta, con 11 gol fatti e 6 subiti, e con l'Avellino e il Crotone la squadra più prolifica in casa, con 11 realizzazioni. E i migliori marcatori sono Caturano, che è stato obiettivo di mercato del Catania, e Andrea Di Grazia, che sta disputando una buona stagione. Ci sono altri due attaccanti molto temibili in organico al Potenza, e sono Asensio, che è sceso dal Cittadella dalla B alla C per sposare il progetto del patron Macchia, e anche Mattia Rossetti, che è un ex del Catania, che ha fatto benissimo a Campobasso prima della cancellazione del Campobasso, e comunque rimane un giocatore che ha i colpi anche a partite in corso per poter dare fastidio. Un vantaggio quello che ha il Potenza di non aver fatto la partita infrasettimanale come il Catania, e quindi di aver potuto preparare Potenza-Catania con una settimana di lavoro, e quindi questo sicuramente è un vantaggio. Il Catania dovrà cercare in qualche modo di colmare questo piccolo handicap, magari in un altro Io modo. ritengo che ci senza sarà girarci attorno, turnazione. Carlo, Credo che ci sarà senza girarci turnazione. attorno. E questo l'esame vero del Catania? Sì, è una partita importante, una partita, sono tutte importanti, però D'accordo. arriva dopo una vittoria e quindi è chiaramente la prova del 9 in un campo difficile, perché il Potenza in casa Tradizionalmente si ostico fa per il rispettare, e credo che la prepareranno nella maniera giusta, e arrivano finalmente con un entusiasmo diverso, con una mentalità sicuramente diversa, con una testa più leggera, meno pesante. Quindi è una squadra che parte con meno zavorre e quindi alla fine la partita avrà meno alibi. Sì, ma da spendere. non ne hanno mai cercati alibi, devo dire. La società è stata franca nell'assumersi qualche responsabilità, e ieri Tabiani ha ringraziato la società, ha detto con molta franchezza: da un'altra parte sarei stato fatto fuori, quindi da apprezzare questa sua
affermazione. L'altra variabile, scusi Angelo, è il fatto che il Potenza ha cambiato da pochissimo allenatore, è subentrato Franco Lerda, quindi è un punto di vista delle conoscenze del gruppo, un punto di vista tattico, per quello che sta portando il nuovo allenatore, è ancora presto e quindi questo potrebbe essere, diciamo, un piccolo vantaggio per il Catania nell'approfittare ancora di un lavoro in evoluzione. Posso essere diretto, Alessandro? Certo. Allora, Ma diretto in 20 secondi. 20 secondi. Catania dovrà tornare a questa partita con una prestazione importante e con un risultato importante. Ovviamente, se dovesse mancare la prestazione e dovesse mancare il risultato, certamente ci ritroveremo qui lunedì a parlare ancora del problema Tabbiani. Mi auguro, Perché mi auguro. cosa Hanno scritto a Ecco, lo Naomi, sapevo, sempre lui li becca sti prima messaggi. di uscire di casa ti sei dimenticata le mollette in Bravo, non si Non è accorgesse così. di questo Erano messaggio quelle che della sta... tenda. Difendimi, Gagliano, Non difendi. è, La non è così zanzariera. perché Erano quelle questa della osservazione zanzariera, l'ho la fatta zanzariera. io quando è arrivata stasera, ho Erano detto, le ma mollette. dimentica, non mi ha detto questa è moda. Quindi, L'augurio, Ecco. basta. non è un augurio, è la convinzione che ho. Facciamo, regaliamo l'ultimo minuto Ma no, sì. con tutti i messaggi dei canali amici da casa perché Andiamo? abbiamo... Non è corretto lasciarli taciuti dopo tutti i messaggi che sono arrivati. Noi 90 Allora, messaggi Dai. in 90 secondi. vado. Sì, vabbè. Stasera siete tutti con il sorriso in bocca. Basta vedere Patanè con la cravatta da cerimonia anziché nera come la volta scorsa. Pensiamo positivo, forza Catania. Sì, l'altra volta ti ho detto che sembravi a lutto, quindi così per dirti. Sembrava a lutto? Sì, così avevano Ah, ti detto. Per il sembra che- Catania, a lutto per il Mi era Catania. poco sposato, Ieri no? bisognava vincere per la classifica, a prescindere se rimane o meno Tabbiani, e si è vinto. Adesso ci sarà la prova del 9 a Potenza, se sarà il solito Catania oppure se ci sarà il cambio di passo. Buonasera a tutti. Devo dire che a me il Catania ieri non è piaciuto, però ho notato che sui gol tutti hanno abbracciato l'allenatore. Credo che questo sia un messaggio importante perché Tabbiani sia ancora lì. Bastava vincere con Monterosi e Avellino, staremmo a parlare di altro, sempre Forza Catania. Ma è pazzesco. chiaro. I maccaroni in gran avanza. Non dimentichiamoci che 15 mesi fa non esistevamo. Grazie Pelligra e grazie Grella. Con questo è questo è tutto. Lo Mi abbiamo- pare che la chiusura... Questo è l'aspetto che abbiamo sottolineato di più nell'arco degli ultimi 15 giorni. Ricordiamoci dove Patanè, eravamo. Ricordiamo. guarda quella telecamera. Chiudere. Chiude, benissimo, Chiudiamo. grazie, Possiamo allungarla? grazie a Naomi, buona serata. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a Carlo Breve. Grazie Angelo, grazie e buonasera a tutti. Un ringraziamento come sempre ad Alessandro Vagliasini. A voi. Angelo, noi ci Angelo, rivediamo guarda. giovedì, ragazzi. Ci rivediamo. vediamo domenica. Ci vediamo Oggi è domenica. giovedì. Ci rivediamo domenica. Ci rivediamo Poi a capo- domenica, ci rivediamo lunedì. Non ci Bene, sono problemi. va bene. Ci rivediamo. Ormai non capiamo più che giorno è. Questa è la verità. Grazie, buona nottata a tutti voi e chiaramente restate con i nostri programmi. Fra poco c'è